siamo qui insomma, a presentare questa cosa che ormai si ripete come un rito, no? Da anni, che è il progetto dell'estate, dove sono moltissime collaborazioni della città metropolitana, della regione del Veneto, Oriente e Eventi. Quest'anno per la prima volta c'è Casa Goldoni, con i musei civici veneziani, che sostiene il progetto della città delle Baruffe che aveva preannunciato l'assessore un minuto fa. Perché fare un progetto, l'ennesimo progetto sui Goldoni, l'ennesimo progetto sulle Baruffe, l'ennesimo progetto su un drammaturgo morto 200 rotti anni fa? Ed è una discussione che avevamo iniziato quest'inverno con l'amministrazione, cioè se i figli nostri parlano italiano, con molta probabilità parleranno in italiano i propri figli. Quindi nel giro di una generazione rischiamo di perdere una lingua. Questo sarà il problema. Non perché non ci piace l'italiano, che assolutamente ci adoriamo, ma la perdita di una lingua come un dialetto, come quello di Chioggia, o il dialetto veneto, è un impoverimento. Per cui il teatro in questo può svolgere una funzione straordinaria, come vettore linguistico, come portatore di conoscenza, e la città di Chioggia in maniera particolare, avendo un testo dedicato da uno dei più grandi drammaturghi del Settecento, come dire 1 più 1 fa 2, e allora da lì nasce l'idea di fare la città delle Baruffe, che è un progetto pilota, nasce sperimentalmente. Io ringrazio l'amministrazione e Isabella per aver appoggiato questa idea immediatamente, capendo il focus che ha, l'intenzione che ha questa, che non è speculativo, perché poi gli spettacoli sono a ingresso gratuito, non è quello il problema è riuscire a mettere al centro Chioggia in un sistema, in un meccanismo che si sta perdendo linguisticamente parlando, noi perdiamo dialetti ogni giorno, e svolgere un ruolo da protagonista. Ovviamente abbiamo bisogno della nuova generazione su questo, allora se da una parte raccontiamo i bambini Goldoni sul ponte di Vigo, dall'altra parte vogliamo che i bambini ci raccontino Goldoni a noi più grandi attraverso i ragazzi della scuola Paolo VI che recitano loro le Baruffe, quindi il gioco è questo. Ovviamente usiamo spudoratamente il successo delle Baruffe in Cannes per dare comunicazione di questa cosa. Ovviamente a fianco c'è la musica, ci sono le premiazioni del palco per la scuola, quindi il coinvolgimento di oltre 700 ragazzi sono stati coinvolti in un mese e mezzo per farli recitare, farli salire in palco. Ne parlavamo stamattina, il teatro è anche un fortissimo meccanismo educativo e ai più esuberanti, i bambini più esuberanti li porta a trattare con gli altri e a quelli più timidi riesce a portarli a dialogare con gli altri. Quindi questa è una funzione, oltre che didattica, fortissima che può avere, è il ruolo che può giocare il teatro. Poi ovviamente ci sono le nostre favole sul ponte, di consumo, con la casa dei mostri, anziché le storie sotto i piedi. Sono cose molto semplici, un palchetto, una persona che racconta una storia e i bambini seduti sul ponte, come avremmo voluto, insomma, un po' riattivando la memoria del bambino al quale vengono raccontate le favole prima di addormentarsi. Ovviamente c'è anche un blocco importante al chiostro del Museo Civico, dove spettacoli di teatro per i bambini sono lì da 20 anni, è un modo per far vedere un luogo che è il Museo Civico della città, che avrebbe insomma un po' di bisogno di essere riattivato in qualche maniera, ma già farvi conoscere il luogo diventa importante, sapere che lì c'è un deposito di conoscenze, un deposito di cultura, e che è lì la cultura, se vuoi riprenderla, questa città te la offre, se poi non hai pazienza. Quindi il progetto coinvolge molti spazi. Salto a pie pari il discorso delle Baruffe perché do per scontato questo progetto che nasce nel 93 col bicentenario goldoniano e non ha mai smesso di darci questa soddisfazione. C'è il concerto alle 8 e lo spettacolo alle 9, quindi completo.